Blake Dexter, prima di rinunciare a Victoria, non esiterebbe un istante a distruggere l'edificio e sacrificare i suoi uomini. L'unico motivo che lo spinge a restare è Layla. Devo eliminarlo prima che capisca che lei non tornerà. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. Come potete ben vedere siamo riusciti ad arrivare in cima all'edificio di Blackwater Park, ovvero sul tetto di Blackwater Park. Allora, vi è un eliporto più avanti dove sicuramente il nostro caro Dexter sta escogitando la sua fuga insieme a Victoria. Allora, abbiamo, come dire, un incontro faccia a faccia con il nostro caro amico che si ritrova, come dire, a un paio di decine di metri da noi. Allora, è amministratore delegato della Dexter Industries ed è ovviamente il nostro bersaglio da tutta la campagna. 56 anni, 160 cm per 77 kg, privo di scrupoli, duttile e intraprendente. Comanda un nutrito servizio di sicurezza. Allora, dobbiamo eliminarlo a distanza ravvicinata e sicuramente c'è in gioco la vita di Victoria. Però ovviamente le nostre care Silver Baylor riusciranno a compiere il lavoro in compagnia del nostro fantastico abito e completo oscuro del fantastico Tommy il Sarto. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Allora, a quanto pare mi sa che la zona è molto ben sorvegliata, ci sono diverse guardie, anche un po' di foschia. Ah! Un po' di foschia, sì, però la nostra testa pelata la vedono ovunque, proprio la luce gli risplende addosso. Le cariche sono pronte? Oh, Negativo, signore. Abbiamo visibilità zero qua sotto. eccolo. Sbrigatevi. Se Layla non torna fra 5 minuti, seppelliamo questo bastardo sotto le macerie. Signore, Mi sa che vuole distruggere l'edificio, abbiamo meno di 5 minuti per salvare le nostre chiappe. Allora, visto che non abbiamo molto istinto, io direi di capire più o meno dove ci ritroviamo. Allora, vediamo un po', ecco, ci sono già diverse pattuglie al piano di sotto. Perché mi sa che ci sono due terrazze, una prima appunto dove ci ritroviamo e una seconda dall'altra parte. Allora, vediamo un po', stanno piazzando le cariche, ci sono soldati bene armati, armi semiautomatiche e anche qualche corazza. Allora, vediamo un po', sicuramente il vestito di Tommy il Sarto, per quanto sia bello, lo dobbiamo scambiare con qualcosa. Allora, vediamo di attirare l'attenzione di qualcuno. Ecco, già c'è questo maledetto che prima ci ha individuato la testa pelata. Vediamo di fargli fare un giro dall'altra parte. Vieni qui, amico mio, vai a volare sulla Madison. Ok, attenzione, corpo nascosto, molto bene. Qui abbiamo quest'altro che sta nascondendo le cariche. Possiamo neutralizzarlo. Attenzione che dall'altra parte continuano a vederci, Allora, vediamo di nascondere il suo cadavere e magari raccogliere il suo equipaggiamento. Abbiamo meno di 4 minuti, dannazione. Avanti, trasciniamolo via. Non credo che nella foschia lo vedano, però è sempre opportuno nascondere il cadavere. Ok, qui dietro può andare abbastanza bene. Vediamo di ottenere il suo travestimento. Perfetto, vediamo di gettarci immediatamente sul nostro obiettivo. Ok, addirittura qui vi è un mitragliatore. Allora, vediamo di capire dove siamo. Allora, da questa parte ci sono 3 guardie. Per arrivare al piano di sopra a quanto pare c'è una piccola scala. Magari possiamo raggiungerla con tutto l'istinto che abbiamo. Ok, vediamo di andare. Attenzione, attenzione che ci vedono lo stesso. questa è una follia. Far saltare in aria tutto l'edificio. Amico mio, 3 per fermare un minuti e uomo ti solo. friggono anche a Te te lo le dico chiappe, io, quindi che cerca il di stare capo non ci sta attento. con la Ok, testa. ecco la scala, c'è una Layla guardia è davanti a sotto quell'uomo noi. che ha ucciso Stiamo suo figlio. attenti, Roba del genere. eccola, attenzione. Guardate gli occhialoni da Men in Black. Purtroppo. Vediamo di stare molto attenti, siamo riusciti a recuperare un po' di istinto. Bene, eccoci al piano di sopra. Attenzione, un altro gruppo di guardie davanti a noi. L'elicottero che sta per partire, addirittura hanno avviato già i motori. Vediamo di andare direttamente dietro questo piccolo, come dire, questa piccola cassa. Ok, mamma mia, troppe guardie. Allora, cerchiamo di andare in avanti perché dobbiamo, Due unità, probabilmente ci saranno un delle elicottero. scale. Sono l'unico che sa contare qui. Se Dexter impazzisce e avvia il si vede un detonatore, cazzo non qua ne sotto. usciremo tutti vivi. Ok, attenzione che si stanno allontanando le guardie. Forse abbiamo un po' di campo libero. Attenzione. Passami quel filo. Oh! Filo? Ma vattene dall'altra parte, maledizione. Qualcuno ha un tiro un fusibile mattone in in più? testa. Guardate, guardate per quanto non ci vede. Dobbiamo riuscire a controllare sì. i tempi. Ci sono diverse guardie che fanno avanti e indietro. Vediamo Proprio di devo avanzare morire. appunto verso quella specie di Morire galleria. vicino a Ci sono 2 guardie che appunto fanno la guardia. Allora, vediamo un po'. Qui addirittura vi è una porta protetta con del codice alfanumerico. Abbiamo 2 minuti per svignarcela, maledizione. Ecco che si allontana la prima guardia. Forse abbiamo un po' di campo libero. Attenzione, vediamo di procedere. Eccone un'altra. Andiamo. Andiamo, abbiamo ancora un po' di istinto. Maledizione. Andiamocene. Oh mio Dio, andiamo, forse ci siamo Attenzione, riusciti. unità alfa. Mine di Eccoci. prossimità nei settori A e C. Cristo, non Fate si vede un attenzione. cazzo qua sotto. Evitiamo di scatenare una reazione a Ci sono catena. delle mine, Passo. maledizione, ma mi sa che è l'unica strada perché alla nostra destra abbiamo pochissimo istinto per affrontare i nostri nemici. Abbiamo 1 minuto, maledizione, vediamo di procedere, forse facciamo saltare qualche mina in aria. Ok, calma. Andando da quella parte. Ok, oh, addirittura c'è il raggio delle mine. Ok, cerchiamo di stare attenti.
Procediamo con calma. Con calma. Attenzione Hitman. Ma perché hai un piede così grande? Stai attento che ci saltano in aria le chiappe. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Continuiamo a procedere. Ci sono... Attenzione che c'è un'area ostile. Abbiamo 1 minuto, 60 secondi. Attenzione. Altre mine. Mi sa che qui dobbiamo sparare a qualche mina. Attenzione che l'elicottero sta partendo. Oh, qua ne abbiamo una davanti. Avanti ragazzi. Facciamole saltare per aria. Ok. 3 mine ci hanno aperto la strada. Vediamo un po' se è vero. Perfetto, continuiamo dall'altra parte, ce ne sono ancora. Maledizione, apriamoci la strada. Eccoci, altri 3 proiettili. Oh mio Dio, attenzione, ce n'è un'altra. Cerchiamo di essere prudenti, 45 secondi. Andiamo al piano superiore. Okay, ecco Blake Dexter, beccati questo, maledetto. Eliminato, ottimo colpo alla testa. Perfetto, camminava qui con il fucilone in attesa appunto che arrivassimo. Vediamo un po', eccolo qua, finalmente. Vediamo un po', siamo riusciti finalmente a completarla. Non è stata abbastanza difficile, però se non fosse stato per le nostre pistole non ci saremmo riusciti. 33.110 punti, mamma mia, credo che fosse uno dei pochi metodi per completare questa missione. Mi raccomando, fatemi sapere cosa avete combinato voi, forse c'era anche qualche altro modo. Però vediamo quello che possiamo fare, continuiamo. Mi sa che il nostro amico ormai ha le mani nel sacco. Mi dispiace. Sei al sicuro adesso. Il mio ragazzo, perdonami Lenny. I miei soldi. I tuoi soldi! Te li do io i tuoi soldi! Forza. Andiamo. È finita. Caro 47, se leggerai questa lettera, probabilmente sarò morta. Mi avrai sparato credendomi una traditrice e Travis avrà vinto. Non lasciare che abbia anche la ragazza. Il reparto di Travis conduce esperimenti genetici senza l'approvazione dell'agenzia e Victoria era il loro più grande successo. Dalle la possibilità che tu non hai mai avuto. Proteggi Victoria e uccidi Benjamin Travis. Tutti i civili sono stati evacuati. La zona è tutta nostra. Travis, la linea è sicura? Certo. Abbiamo trovato il sito delle tombe della famiglia Barnwood. Ottimo. Procedete con l'esumazione. Onestamente non so cosa ti aspetti di trovare. La nostra ricerca è stata accurata. Diana Barnwood è morta quel giorno. Abbiamo il rapporto della polizia e quello dell'autopsia. 47 stesso ha confermato di averla uccisa. Che altro vuoi? Abbiamo sottovalutato 47 più di una volta. No, non me la bevo. La Barnwood non avrebbe problemi a fingere di essere morta. Potrebbe fregarti come niente. Bene, a quanto pare ci ritroviamo 6 mesi dopo in Inghilterra, probabilmente nella sede centrale dell'agenzia. Travis è rimasto l'ultimo bersaglio appunto per il nostro 47. Abbiamo l'opportunità di ottenere l'ingresso nel cimitero. Allora, a quanto pare l'ingresso del cimitero è sorvegliato da numerevoli soldati dell'agenzia. Spazio aperto, pochi ripari, perfetto per colpire da lontano. E questo appunto è uno dei motivi principali per cui ci hanno consegnato appena adesso il nostro fantastico Kazzo TRG. Come avete ben potuto vedere nei gameplay precedenti, ottimo alle lunghe distanze e soprattutto la sua grande capacità di perforazione permette anche di eliminare nemici ben equipaggiati. Allora, sicuramente questa zona è molto ben sorvegliata, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Allora, come potete ben vedere, la zona si estende appunto vicino a queste tombe, ci sono anche diversi alberi. Allora, sembra una specie di vero e proprio mausoleo vivente. Date un'occhiata, ci sono diverse guardie anche nella zona sud, vicino appunto a questa specie di crepa. Vediamo come possiamo eliminarle. Innanzitutto io direi di ottenere un equipaggiamento un pochino più solido. Allora, vediamo un po', qui c'è una prima guardia, non abbiamo molto istinto. Vediamo un po', qui addirittura c'è una piccola chiesetta. Ah, bene, siamo su una specie di ritrovo. Vediamo di entrare qui dentro, magari troviamo qualcosa di interessante. Le nostre Silver Baler potrebbero essere molto utili. Allora, già dall'altra parte notiamo qualcosa, vediamo, già c'è un piccolo fucile a pompa, lo SPAS dell'agenzia, perfetto. Ben 6 colpi su 24 in tasca, molto ma molto bene. Ok, addirittura vi è un piccolo vasetto qui. Bene, vediamo se possiamo attirare l'attenzione di qualcuno. Calma, mi sa che ci ha visto, eccolo che arriva direttamente qua dentro. Vediamo se possiamo eliminarlo. Eccolo. Ottimo colpo alla testa. Vediamo di raccogliere il suo cadavere e portarlo immediatamente alla nostra posizione. Attenzione che c'è un corpo nelle vicinanze. Via via via, portiamolo da questa parte.
Benissimo, ok, qua dentro non lo troverà nessuno. Vediamo di ottenere il suo equipaggiamento. Ok, allora, io direi adesso di sfruttare questo fantastico equipaggiamento, ma soprattutto anche della nostra abilità, come dire, nel fuoco a distanza, per eliminare tutte queste guardie davanti a noi. Ok, allora, vediamo un po'. C'è un plotone davanti a noi che continua a ispezionare la zona. Vediamo un po'... troppe guardie. Vediamo di trovarne uno da solo e farlo fuori. Allora, c'è un po' di movimento qui intorno. Grazie a questo fantastico auricolare però possiamo sentire tutti i loro movimenti. Allora, vediamo un po' che possiamo fare. Aspettiamo che questo piccolo gruppetto si allontani. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ecco il primo bersaglio che sta continuando a urinare su quel piccolo alberello. Attenzione, dobbiamo beccare un bersaglio che non ci veda. Vediamo un po'. Vediamo un po' da questa parte. Ok, questo potrebbe essere uno dei primi bersagli. Presto è un pelatone come a noi. Ottimo colpo alla testa, perfetto. Riassumiamo nuovamente la nostra posizione. Ricarichiamo. Andrò a vedere. Bene, ecco il primo bersaglio che si avvicina. Cerchiamo di eliminare quest'ultimo. Ottimo colpo, perfetto. Nascondiamoci nuovamente. Allora, attenzione. Dobbiamo ucciderli tutti. Abbiamo ben 10 colpi. Dobbiamo essere rapidi e precisi. Eccone un altro. Vediamo di eliminare. Attenzione che si sta proprio nascondendo. La tomba ci oscura la visuale. Oh. Calma. Eccolo che continua a procedere. Presto, abbiamo un ottimo colpo in canna. Beccato, nascondiamoci nuovamente. Allora, massima precisione, parte 2. Wow, stiamo andando proprio bene. Vediamo quello che possiamo fare. Ecco che ne sale un altro. Attenzione. Attenzione, eccolo. Beccato, nascondiamoci nuovamente. Attenzione. Non siamo ancora al sicuro. Entro in azione. L'ha visto qualcuno? Maledizione, hanno trovato il corpo. Ecco che si avvicina un altro pelatone. Vediamo quello che combina. Abbiamo 6 colpi, ragazzi. Attenzione, eccolo sempre davanti a noi sulle scale. Vediamo se possiamo ucciderlo. Beccati questo. Ok, nascondiamoci nuovamente. Questa tattica mi piace. Ecco che se ne avvicina un altro, un intero plotone davanti a noi. Eccolo là, 3 uomini in avvicinamento con fucili semiautomatici, probabilmente a pompa. Eccoli là. Probabilmente hanno lo stesso spas che abbiamo raccolto noi. Eccolo qui. Allora, vediamo un po' se si avvicinano e trovano i cadaveri. Dobbiamo necessariamente eliminare qualche altro ragazzone. Eccolo, questo barbone. Beccati questo, nascondiamoci nuovamente, perfetto, cecchino eccezionale addirittura. Vediamo di condurre l'intero plotone alla loro sinistra. Allora, abbiamo 4, ecco che si sono accorti dei cadaveri. Cosa? Ecco che si avvicinano, maledizione, questo è l'unico problema. Allora, vediamo quello che combinano, probabilmente ci stanno cercando. Attenzione. Presto! Maledizione, ecco che si avvicinano verso la nostra posizione. Abbiamo ancora 4 colpi però. Vediamo se possiamo eliminare questo ragazzo che se ne sta andando un po' solo. Attenzione. Ottimo colpo alla testa, beccato direttamente sul capo. Attenzione, ecco che si sta allontanando anche un altro ragazzone. Vediamo di farlo fuori. Eccolo. Beccato, perfetto. Attenzione, altri 2 colpi. Non stanno capendo appunto da dove arrivano i proiettili. Si sentono un pochino rincitrulliti. Allora, vediamo un po'. Attendiamo che qualcun altro faccia una mossa falsa. Eccoli. Eccoli, dai, gira la testa, amico mio. Vediamo un po'. Maledizione, eccolo, perfetto, vediamo di beccarlo. Attenzione, mi ostruisce la visuale la piccola tomba. Proviamo. Ottimo colpo. Ci hanno beccato. Vediamo di eliminarlo. Perfetto, nuovamente è stato sicuro, ottimo. Abbiamo esaurito però i proiettili del nostro fucile. Vediamo di continuare con le Silver Bailer. Ok, probabilmente non ci saranno più proiettili in un cimitero per un fucile del genere, quindi vediamo di procedere in completo silenzio. Le nostre Silver Bailer sono silenziate, quindi ce la possiamo fare. Attenzione, altro bersaglio davanti a noi. No, dannazione, mi ostruisce la visuale una piccola crepa. Eccolo. Beccato, attenzione. Mamma mia, devo essere molto più preciso. Servono rinforzi. Attenzione. Avvistato bersaglio. Beccato, ok, perfetto, siamo riusciti ad eliminarlo. I bersagli in movimento non sono il mio forte, però ce la siamo cavata abbastanza bene. Vediamo di raccogliere tutte le munizioni possibili. Ah, allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Attenzione che stanno arrivando altre truppe, maledizione. Però siamo riusciti a ottenere tantissimo istinto e potrebbe bastarci appunto per procedere. Allora, probabilmente qua su ci sono altri proiettili, ma il nostro caso mi sa che li ha terminati tutti, maledizione. Ah, ce la siamo cavata molto ma molto bene. Vediamo un po' cosa c'è dall'altra parte. Pericolo di scivolamento. Qualcuno avrà vomitato appunto in prossimità della piccola scultura. Vediamo se è vero, diamo un'occhiata. Ah, pericolo di scivolamento perché c'è la tomba. Adesso si capisce tutto. Ecco che si avvicina un primo bersaglio. Sono nuovamente in stato di ricerca, benissimo. Vediamo se possiamo entrare qui dentro. Probabilmente no. Allora, vediamo un po', attenzione.
Attenzione. Ok, allora il nostro bersaglio principale è quella dannata porta. Vediamo se possiamo attirare qua dentro qualcuno. Allora, vediamo un po'. Nella parte superiore ci sono 3 guardie, anzi ben 4 guardie molto ben armate. Qua giù ne abbiamo ben 3. Vedendo qualcosa di sospetto. Informazione! Ci stanno cercando, dannazione. Se avessi avuto ancora qualche proiettile del nostro cazzo li avrei eliminati. Vediamo qua giù, non c'è nient'altro, maledizione. Oh, però, come dire, il nostro tiro rapido potrebbe essere utile per eliminare tutti i bersagli in un unico colpo. Vediamo se ci riusciamo, non l'ho mai utilizzato in tutta la campagna. Possiamo provarci. Oh! Ecco, non mi... Attenzione ai fianchi! Hai sentito niente dagli altri? Passo. Allora, potrebbe essere davvero un'ottima idea. Attendiamo che si fermino tutti in un determinato punto. Allora, utilizziamo il nostro tiro rapido. Magari dopo li eliminiamo con la nostra pistolona. Ok, tiro rapido. Avanti che ce la facciamo. Primo bersaglio. 2, 3, 4 e 5. Ce la possiamo fare. Avanti. Una grande esecuzione. Vediamo di eliminarli tutti. Attenzione, comando! Qui Avanti. Eccolo. Mamma mia, non ero... come dire, non ero riuscito mai a utilizzare questa sorta di movimento particolare. Eccoli. Mi sa che ne è rimasto ancora qualcuno. Vediamo un po', primo bersaglio davanti a noi. Cerchiamo di non far chiamare a nessuno. Non è che chiama i rinforzi questo maledetto. Andiamo. Abbiamo il nostro fucilone a pompa per le rapine. Beccati questa, amico mio. Grande. Davvero un'ottima opportunità siamo riusciti a sfruttare, ovvero quella del nostro fucile di precisione, ma anche finalmente dopo tanto tempo il nostro grande tiro rapido, che come potete vedere è molto efficace in queste situazioni di raggruppamento di massa. Allora, vediamo se troviamo qualcosa di importante. Una tanica di benzina potrebbe esserci utile magari più avanti. Vediamo se abbiamo un piccolo graffio. Neanche un graffio. Vediamo di procedere. Abbiamo sprecato un bel po' di colpi, però ce la possiamo fare. Allora, abbiamo imparato tutto su Skyrim, caro Hitman, quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Avanti che ce la fai. Allora, vediamo un po' dove siamo arrivati. Veneto già sospettano che abbiamo mentito riguardo all'operazione Hope. Quando sapranno che stai concentrando così tante risorse per chiudere un cimitero, inizieranno a pretendere risposte. Il vero motivo per cui la Burnwood ha tradito? Il vostro piccolo progetto scientifico. Tutto potrebbe uscire allo scoperto. Non voglio essere buttata fuori perché tu sei ossessionato da una donna morta. Crederanno a quello a cui gli dico di credere. Volevi puntare in alto? Questa è la tua chance. Fai il tuo lavoro o inizi a scriverti l'epitaffio.